Buongiorno a tutti e ben ritrovati e ritrovate in un nuovo episodio di A Come puntini puntini. L'ospite di oggi è Gianmarco Tocco. Jimmy, per gli amici, è un webmaster, web designer, web e-commerce, web tutto, anche esperto di intelligenza artificiale. Lui si definisce uno schiavo di tutto ciò, ma io preferisco dire che sia un grande professionista, una gran bella persona. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! Come puntini puntini. Un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Franci, Buongiorno. come stai? Bene, tu? Molto bene, grazie. Molto bene. È Molto. venerdì. È E come si dice? Thanks God it's Friday. Esatto, il corpo lo sa. Grazie a Dio è venerdì. E cos'era però? Questa citazione ti deve dire qualcosa. Ma tu sei troppo giovane, caro. No, tu mi dici sempre che sono un giovane vecchio. Tu sei un giovane vecchio perché sei saggio. Quanti anni hai? 38 fatti da ieri, qualche dall'8 giorno, giugno. Sì. 38. Sono nella fase dove devo controllare, in realtà mi devo accertare. Cioè? Devi guardare proprio che hanno sì, senato. oppure chiedo a Sara, la mia compagna, conferma, cioè tipo quando sono, sai, Ma vai a classico cagare. ufficio, eccetera, ti chiedono anni, 38? Boh. Confermi? La vuoi accendere? L'accendiamo? Purtroppo cosa hai detto su di me? Perché Che bello che sei qui. No, prima di tutto che bello che sei qui. Perché è stato difficilissimo. Sì, è vero, sono da un po' che Per quale motivo? Impegni? Ma impegni, sì, c'è questo impegno grosso che mi sono preso 1 anno e 2 mesi fa. È diventato babbo, è diventato babbo. Sì, no, Auguri. l'impegno più bello del mondo. Del mondo. Sì. Picconi nel culo. Scusate, si possono dire? Si possono dire? Sì! Sì, Ho Cioè, sfregato, quindi anche no bambini. qualche automobilista un po'... Vaffanculo, Ok, vaffanculo. perfetto, questo è bellissimo. Automobilismo del genere uguale, perché Sì, mi sì, dicono sì. che faccio un po' di Vabbè. genderizzazione. Sì, sei diventato babbo. Sì, La cosa più importante, sì. probabilmente. Questo è l'impegno più grosso. Lo sottovalutavi quando ti dicevo occhio, fai tutto. No, allora, come ti ho detto forse in qualche occasione, in realtà tutti ti raccontano, ti dicono, guarda, comunque è un impegno, eccetera, ma non sei mai preparato. Cioè Mai. nessuno, Mai. ma io ho letto anche dei libri, perché sai, ti compri i libri. Ti sei informato. Vabbè, tanto giusto Diventare per comprare i padre. libri. Titoli? No, sai, sono quelli c'è l'osteopata che però fa un po' di comunicazione, eccetera, tutte queste mix. cose qua, poi un po' qualcuno l'ha comprato Sara, eccetera. Quindi cercano in qualche modo di prepararti, ma ti preparano solo alla parte, diciamo, tra virgolette bella, non sto dicendo che sia brutto. Ovviamente bellezza. ci sono un sacco di problemi da gestire, no? Per me all'inizio è stato, ve lo dico molto tranquillamente, perché non mi piace essere ipocrita su queste cose, ma all'inizio è stato difficile gestire i Piuttosto tempi. vediti il microfono. Benissimo, Sono un benissimo. coglione. Tanto ha preso tutto dal mio. Qua. Perfetto. Cioè, guarda, vedi, l'emozione fa fare brutti scherzi. È fa la fare puntata numero? 56. Bene, se ancora ti dimentichi. Giuro che ho iniziato a dimenticare. No! All'inizio ero precisissimo, è verso le ultime che sto perdendo la concentrazione, lo sai. Sì, perché sei un po' più rilassato adesso. No, mi emoziona sempre, lo posso dire ufficialmente, mi emoziona sempre perché non so mai come Ma si quando è la sente, io che fine. conosco la tua voce La riconosci, rilassata, sì. Sì, la riconosci. Beh, vabbè, comunque, insomma, Perché anche comunque- a me, insomma, non è semplice poi, perché devi stare un po' attento. E infatti l'hai a messa al quello contrario, che dici. te lo giuro. prendo- Da questa parte qui. Ah, È bellino perché è più piccolina, la parte Sì. grossa è dentro Sì, e la sì. parte piccola è fuori. ok, Bravissimo. Ok. vamos. Dicevamo? Che l'impegno di fare il babbo. No, è che all'inizio è difficile gestire proprio i tempi, cioè a meno che tu non abbia Altri figli? non sia un dipendente, quindi Ah, sai in quel che lavori senso. la mattina, la sera o comunque a quelle ore. No, quando sei libero. è anche Purtroppo, avendo un'azienda, peggio. Quando sei libero professionista, non sì, libero. Che il tu problema libero è che devi proprio trovare dei modi. Poi non sono di quelli
mandiamo la bambina dai nonni, eccetera, cioè me la voglio proprio godere, mi piace, è una cosa di cui ho bisogno, è un bisogno Quindi quando viscerale. torni cerchi di tornare a orari decenti. Sì, ma se nei limiti del possibile, tutte le volte che Sara magari è a lavoro, che ne so, la sera, piuttosto che la mattina, Perché lei fa i turni, la mattina giusto? la bimba va all'asilo, sì, lei fa i turni, io cerco di stare con la bimba, proprio me lo godo. Poi adesso d'estate magari è un po' più semplice perché non sei costretto a stare in casa, ma inizia uscire, a giocare, eccetera. Quindi insomma ci sono delle cose da gestire, ma è veramente bello. Allora, mi hai chiesto come ti ho presentato. Sono curioso perché ho un po' paura, non per altro perché io ho difficoltà a dire cosa faccio. Cioè se dovessi chiedere a mia mamma, Oh, l'ultima delle persone, sì. non fa un cazzo oggi. No, fa molto, ma non ho mai capito. Usa il computer, perché sai che Usi il la computer. mamma ti chiama per risolvere il problema della stampante. Quindi lo so. Esatto. Allora. Sì. Ok. Perdonami perché se no me ne dimentico, ma la tua presentazione, che tu ti definisci in un modo, allora l'ho messo Sì. alla fine, ho detto Sì. Jimmy, innanzitutto Jimmy, perché Jimmy per gli amici, Sì. Gianmarco, separato Sì. e staccato, Sì. che mi è cazzato non so quante volte, Sì, giustamente. Che questo non è colpa mia, l'ho deciso io purtroppo. Insomma. Ma perché da deriva il nome unito staccato? Proprio nella Ma non lo so, registrazione? perché è solo una rottura di palle in più averlo staccato, perché Cioè, lo devi veramente. specificare. E tra l'altro Perché è è un altro NM, nome. quindi ancora peggio. Gianmarco. Esatto. Per molti è Gianmarco, Gianmarco. con 2 M, giusto? Sì, Vabbè. sì. Gianmarco, Jimmy per gli amici è un webmaster, un web designer, un web e-commerce, si può dire? No, L'ho messo, però va raga, bene, può È essere un web facile, tutto, ho detto. Non ti incazzi, no? No, mi va bene in realtà, ma è veramente difficile per me Definirti. mettermi in un contenitore, insomma, forse non ci ho neanche mai provato in realtà. Quello che faccio e che facciamo con i miei soci è ci occupiamo di web marketing a tutto tondo, quindi Esatto. gestiamo. Io dicevo, web marketing, web e-commerce, mi è venuto perché così. Sì, lavoriamo principalmente con gli e-commerce, soprattutto insomma e-commerce magari di livello un po' più alto. come volumi. E poi ho detto che sei anche esperto di intelligenza artificiale ormai. Esperto non credo si possa definire, Profondo pochissime conoscitore. persone al mondo penso si possano. No, diciamo che sei in continua evoluzione. sì, perché no, e poi comunque stiamo parlando di qualcosa di veramente giovane inteso arrivato al pubblico, perché poi l'intelligenza artificiale Molti parte anni. da 50 anni fa, insomma. Bravo. Questo magari non tutti È lo uscita sanno. pubblicamente 3, 4, 5 Sì, forse, perché 5 anni. le persone associano l'intelligenza artificiale a ChatGPT. Bravo. Ok. ChatGPT quando è uscito con modello 3.5. Quindi? Quindi vuol dire che c'era qualcosa prima che ovviamente non era accessibile a tutti, però ChatGPT arriva sul mercato e dice ok, chiunque si può registrare e accedere. Da quel momento chiaramente diventa qualcosa di pubblico, ufficialmente pubblico. Di pubblico e soprattutto alla portata di tutti. E quello è stato l'elemento, diciamo, che ha cambiato un po' la storia, perché secondo me ha cambiato proprio la storia. E ora da lì poi, questo è successo 3 anni fa circa, l'evoluzione è stata un qualcosa di... Ma una domanda adesso che mi viene, se tu dici che ChatGPT è uscito col 3.5, Sì. quindi gli altri modelli tipo Claude, Sì. eccetera, eccetera, erano già in fase di sviluppo? Beh, allora diciamo che parallelo, come al solito dico. queste cose, soprattutto negli Stati Uniti, viaggiano nelle università prima, quindi poi comunque una stretta cerchia di persone li può utilizzare anche prima, fanno i debug, eccetera, eccetera. Poi nel caso di questi sistemi che si chiamano LLM c'è tutta una fase di apprendimento, no? Che dura tanto tempo, perché l'algoritmo, ecco, chiamiamolo così, deve acquisire tutte le informazioni per poi poter fornire delle risposte all'utente. Quindi sì, c'è un lavoro che parte da lontano, e non solo da OpenAI che è ChatGPT, ma Erano tutti Anthropic, insieme che stavano ricercando? Sì, poi chiaramente chi prima, chi dopo, chi ha sfruttato magari già qualcosa che qualcun altro aveva fatto, e poi è arrivata la Cina, insomma. Giusto, anche la Cina. Lì hanno un bel potere di fuoco, come si suol dire.
e credo che alla lunga avranno anche la meglio già su alcune cose hanno una posizione abbastanza forte, tipo la generazione dei video. Salmo, cantante rapper sardo, uno degli ultimi singoli ha fatto il video completamente utilizzando il motore Kling, che è un motore cinese. Quindi tutta la clip, lui è anche un regista tra l'altro, anche insomma, bravo, perché è un artista. Ha fatto l'artistico lui a Cagliari. Esatto. Ha fatto un capolavoro, poi l'hanno criticato, hai utilizzato proprio tu, hai utilizzato. No, invece è proprio questo il concetto, è sapere utilizzarla bene. Cioè, l'intelligenza artificiale non è ChatGPT, ti chiedo come fare la pasta alla carbonara, perché quello tu lo potevi chiedere a Google da 5 anni, 10 anni. Devi semplicemente romperti un po' le scatole a cercare il blog corretto, classico giallo zafferano, che poteva darti la ricetta pronta. C'è dell'acqua anche per te lì? Ok, grazie, mi servirà oggi. Come dicevi l'altro giorno che tuo nipote ti ha chiesto al tuo nipote come la usasse, se la conoscesse, e ti ha risposto, hai capito che lui ci parla con la Sì, AI. allora ha installato l'app, i genitori gli hanno regalato un iPhone, diciamo, all'inizio doveva essere solo per ciao. la mia mazza per questo, per le chiamate, però poi chiaramente non puoi limitarlo, insomma. Mio nipote è un bimbo. Quanti anni ha? 11 anni, molto curioso, ma molto, e in particolare lui ha dei periodi dove va in fissa con qualcosa. Cioè io ricordo che lui, quando aveva forse 5-6 anni, lui passava diverso tempo, chiaramente sempre troppo tempo, a guardare video di YouTube su tapparelle automatiche. Ma stai scherzando? Esatto, cioè per farti capire, e arriva poi a proprio conoscere a un livello molte cose professionale, che te le dici, ma questo come è possibile che sa come si chiama quel pezzo del... si fissa con le assurdo. cose. Bellissimo. E adesso è molto appassionato di astronomia, ad bello esempio. Quindi c'è la sua caption su WhatsApp, andiamo su Giove, per dirti. Su Giove, non l'ho letta, Marte, mi sono buttato per terra perché era troppo bello. Bellissimo. Comunque l'ho visto. Quindi segue Elon Musk con la coda dell'occhio, ovviamente sai come si guardano. Sì. E ho visto questa cosa qua che inizialmente poneva delle domande, cioè delle sue curiosità, ok? Anche abbastanza tecniche, cioè fa veramente impressione. Però poi, ecco, questo era un potenziale stronzo, pezzo di merda. Ci ha tagliato proprio l'angolo, esatto. La curva, vabbè. Comunque, vedevo che poi a un certo punto inizia a sviare con la conversazione, inizia a parlarci un po' come se fosse un amico, no? O una persona. Questa è una cosa molto pericolosa, secondo me, per i bimbi, per i ragazzi in generale. Gliel'hai no? spiegato? Ci hai provato? Ci sto provando. È difficile, vero? Sì, perché purtroppo, rispetto magari anche quando avevo io la sua età, io stavo per strada a giocare con un pallone, ciccia, non avevo accesso a internet, altre situazioni, quindi passavi il tempo in maniera differente. La realtà è che non devi utilizzarla, cioè io sono proprio contro questa cosa qua. Bisogna fare in modo che la utilizzano in maniera corretta. Il rischio per loro, soprattutto che stanno tanto tempo in casa e magari passano molto tempo davanti col telefono, è che diventi un interlocutore quasi reale. Questo poi può comportare tutta una serie di problemi. Utilizzo mio nipote, ma insomma, no, vabbè, purtroppo hai fatto bene a parlare di questo argomento. Questa cosa qua, cioè, poi può portare veramente anche a dei problemi di socialità, che già è una cosa che ci sta mancando ultimamente, perché dai social network in poi la socialità, viva, quella si chiamano social, bellissimo. Esatto, un cazzo un po' ci manca. L'intelligenza artificiale in generale tende a toglierti un po' tutta quella parte umana, empatica, perché è fatta per quello fondamentalmente. Invece bisognerebbe utilizzarla in maniera corretta. E qual è la maniera corretta? Perché permettimi, l'altro giorno ho sentito, mi ricordo dove, che cosa, faceva il parallelo fra chi ha paura che il lavoro venga rubato dall'intelligenza artificiale rispetto invece
al fatto che il collega a fianco a te usa l'AI e diventa più bravo di te o più veloce di te. Quindi come la vedi da questo punto di vista? Cioè lo spauracchio che tutti dicono l'AI toglierà i posti di lavoro, l'AI farà un macello, è pericolosa, eccetera. Allora, nell'ottica che noi esseri umani abbiamo sempre necessità di trovare un nemico, ora se ne parla meno, ma fino a poco tempo Internet fa era un nemico. no, ma anche gli immigrati. Gli immigrati ci toglievano il posto di lavoro. Ah sì, Ti giusto, ricordi? no, ma dico, dal punto di vista generale, anche il web era un nemico, la calcolatrice a scuola Tutti era questi eventi, un nemico, cioè questi era eventi pericolosa. che comunque in qualche modo Certo, intervengono sulla da questo società, punto di vista in generale, creano l'immigrazione, paure. sì, sì. Ok, questa devo dire è un evento abbastanza, cioè è potente perché entra nella vita di tutti i giorni in maniera pesante, È in maniera non veloce, minima, velocissima e soprattutto con un'evoluzione incredibile. E il discorso che si dovrebbe fare secondo me è che l'intelligenza artificiale non toglie posti di lavoro, migliora la qualità lavorativa perché ti permette di automatizzare tutta una serie di processi anche alienanti a volte. Poi dopo magari facciamo qualche esempio pratico di cose che magari mi sono successe al lavoro con delle aziende, eccetera. Non ti toglie il lavoro, ti deve migliorare la qualità deve migliorare la qualità del tuo lavoro e dedicarti alle cose importanti. Seconda cosa, questa cosa qui la devono capire bene anche gli imprenditori, cioè chi dà posti di lavoro, che su 20 persone ti può togliere un dipendente, ma il resto devi pensare a far lavorare meglio gli altri, e per far migliorare meglio gli altri intendo lavorare meno in termini di ore, ma meglio, essere più performanti. Esempi, mi hai detto, facciamo un po' di esempi. Ma guarda, ci sono delle cose, classica, l'agenzia, il mondo venditori, no? Agente immobiliare. Okay. L'agente immobiliare, una delle cose che deve fare e che occupano tanto tempo è farsi la ricerca quasi sempre ogni mattina di nuovi immobili che i proprietari hanno messo sui vari portali, eccetera, eccetera, contattarli. Questa cosa qua impiega tanto tempo all'agente immobiliare che deve dedicarsi invece a vendere, ok, far vedere le case, a fare gli incontri, agli appuntamenti. Esatto, ma anche solo a tenere i rapporti con i proprietari e con i clienti acquirenti. Disbrigo, pratica, analisi, Esatto. tante cose. Cioè, l'intelligenza artificiale oggi veramente davvero in maniera facile ti consente di delegare tu da quella parte del lavoro. Tu arrivi in ufficio la mattina, hai il report con già i numeri che devi chiamare, quelli che invece non ti interessano. Tu immagina questa cosa qua, ti toglie magari un'ora di lavoro al giorno, farlo poi per il mese e diventa insomma facile capire il vantaggio. Questo è un esempio stupido tra virgolette. Queste automazioni io le chiamo micro automazioni, perché in realtà non è che automatizzano totalmente il tuo lavoro, ci si può arrivare a quello, ma già se le aziende, ma anche micro imprese, iniziassero a valutare queste micro automazioni davvero, sarebbe, cioè prima fare una bella analisi di tutti i processi ripetitivi, anche magari sotto rischio d'errore, perché fare molte volte la stessa cosa, l'errore è ma anche perché molto più probabile. Per molti queste cose ripetitive portano a stancarti, cioè, annoiarti, insomma, a voler cercare altro, che per carità va benissimo, ma non lo dovresti fare perché fai sempre le stesse cose e ti annoia magari quella piccola parte della giornata. Ok. Ovviamente in tutto questo ci dovrebbe sempre essere il controllo umano, un passaggio umano in tutto, ok? Molte cose, perché poi quando da noi arrivano alcune aziende ci chiedono magari determinate automazioni, ti dicono ma io voglio che faccia tutto da solo. No, ci deve essere sempre, si chiama human in the loop, okay? Human in the loop, quindi è un intervento umano in un ciclo di automazione. Questo ti permette di tenere il controllo, non di dare tutto all'intelligenza artificiale, perché poi alla fine tu non sai cosa fa, non ti accorgi dell'errore, o quando te ne accorgi ha fatto già danni. danni magari
Un esempio eclatante, un esempio di successo, chiamiamolo così, dove voi avete creato un sistema di automazione per voi anche. Ma magari. guarda, noi ad esempio ci siamo creati con l'aiuto dell'intelligenza. Io sono un programmatore livello su 10-2, ok? Però ho in testa le logiche di funzionamento delle cose. Quindi per me è facile chiedere a Claude piuttosto che GPT di farmi un programma che mi faccia una determinata Scrivere codice, mi svolga, sì, esatto, un determinato task. E noi abbiamo automatizzato tantissimo. Ad esempio, la cosa più semplice per chi fa marketing è avere degli strumenti che ti creano delle creatività, una serie infinita di creatività in base alla landing page di un prodotto che tu gli dai. Ma creatività fatte da bene, voi, fatte da un professionista, bene. ecco. Ovviamente questo è uno strumento che noi utilizziamo soprattutto per validare delle idee, testare dei prodotti, anche prima di un lancio di un prodotto a volte lo utilizziamo. Abbiamo realizzato dei sistemi che creano dei video avatar completamente realistici. Fa impressione questa cosa. È molto. Fa Questo togli lavoro ai videomaker? No. Ti spiego. Noi abbiamo dei clienti per cui validiamo delle idee con avatar. E per avatar intendo Modelli, può essere sia esatto. una persona che non esiste, ma può essere anche l'imprenditore con la propria voce, ok? E poi la realizzate realmente. Se funziona poi possiamo dire ok, chiamiamo il videomaker per fare queste cose qua. Io tengo molto a questa cosa, cioè ancora la qualità comunque, cioè c'è una differenza grossa. C'è anche molta differenza. Io lo noto chiaramente magari più di una persona che non fa il mio lavoro, come insomma è normale che sia, però si nota. E quando lo vedo dico cavolo, io non voglio che il mio cliente esca con questa cosa, a meno che non sia perfetto. E infatti i programmi ce li siamo creati sul nostro pensiero. Deve essere così. Quindi una sorta di storyboard che serviva prima per far capire al cliente cosa si aveva il pensato. risultato ti posso assicurare che potresti non riconoscere. Sì, ho capito il livello, però dico, esistevano anche prima degli strumenti di questo genere che servivano per validare un'idea, per prevalidarla, prima di farla. Il problema è che poi usano direttamente quella come prodotto finito. Il problema è che tu dai un input che è una landing page e oggi vai online con il lancio della campagna in un'ora con 12 creatività immagini, 4 video. Il costo più o meno di produzione di tutto questo è di 10 euro. Mamma mia. Ok. Quello non fa paura? Guarda, a me non fa paura. Io, nel senso, il mio lavoro principale fino a poco tempo fa è stato quello di fare siti web, siti e-commerce, eccetera, realizzarli da 0 a 100. Oggi tutti se lo possono fare. Il problema è sempre che se tu non sai cosa chiedere all'intelligenza artificiale, qualsiasi tipo, io non uso GPT ad esempio, se non una parte marginale per delle immagini, perché il nuovo... Ricordi che sono un po' sordino io, Ah, quindi non hai sentito un cazzo. Perfetto. Ho sentito più o meno tutto, che praticamente quando tu fai questi lavori, poi... no, dico, fai tutto quindi con un budget ristrettissimo per validare un progetto. Okay. Salmo giustamente ha scritto in risposta a un commento che gli hanno detto cavolo, tu adesso stai facendo tutto con l'intelligenza artificiale. Lui ha risposto sì, avrei speso 100.000 euro per fare questo video, ne ho speso 3.000. Capito? La differenza c'è. Molta. E il suo obiettivo non era quello di farlo percepire come un qualcosa. No, non è fatto, è una cosa reale, non è fatto. No, voleva proprio che si capisse. Questo video è fatto con l'intelligenza artificiale. E si nota, lo vedi, insomma, così, anche se è fatto benissimo. Ascolta, è un po' il paradigma, è un po' lo stesso. Quando siamo passati dall'uso della pellicola nella produzione degli spot pubblicitari al digitale, si sono dimezzati di 10-100 volte i costi.
Assolutamente sì. E quello non è stato uno scandalo per nessuno, nel senso che piano piano tutti si sono ridimensionati e l'industria cinematografica in generale ha cambiato piano piano il sistema di produzione. Il problema è la velocità. Quello che è successo in 10 anni sta succedendo in un anno, Sì, forse anche meno. Ogni giorno c'è una cosa nuova. Sì, sono d'accordo su questa cosa. C'è da dire che per tutti i lavori, a parte quelli manuali, cioè io dico beato chi è un muratore, chi è un idraulico, cioè, beato. Stavo per dirlo io, ma non l'hanno capito ancora. No. Le nuove generazioni zero quelli l'hanno ancora, capito. fino a quando non arriveranno gli umanoidi. Eia, c'è un robot che ha dato un calcio in pancia a quel ragazzino l'altro giorno, l'hai visto? Sì, vabbè. Hai visto tutto ormai, l'hanno visto tutti, però gli errori ci sono. Gli umanoidi che vanno a ripararti il tubo dentro casa? No, io Questa però non ci metto la mano sul fuoco. No, anche io, prima o poi succederà, ma quanto prima o poi? Quanto? È questo il problema. 10-20 anni, dai, ci vuole un puttanaio di tempo. Guarda, io ho un po' di paura del buio. Mi sento, quando penso a questa cosa, mi sento un po' di entrare in una stanza anche buia. io, sì, sono Perché d'accordo. Fondamentalmente è tutto talmente rapido. Nell'ultimo mese Anthropic, quindi Claude, ha rilasciato 3 modelli al pubblico, al pubblico. Poi ce ne sono altri che girano su canali istituzionali, insomma, tutta una serie di altri canali. Sì, la velocità fa paura. Questo ad esempio è una delle cose, ogni tanto penso, ma a parte mio nipote, ma mia figlia, a un certo punto io dovrò insegnarle o comunque prepararla a questo mondo, ma non so a cosa dovrò prepararla, perché io non so, tra 2 anni, non tra 10 anni, tra 2 anni lo vedrai. Capito? È proprio complesso. Cioè basta pensare che tutto diciamo l'80%, più dell'80% del sapere umano, degli scritti, è stato prodotto negli ultimi 20 anni. Tutta roba che ChatGPT, Claude conosce già. Cioè ha la conoscenza del 99%, dicono. Ok, fondamentalmente non sanno quello che è stato pubblicato 5 minuti fa. E questo fa paura. Tu dirai, vabbè, ma c'era Wikipedia. Non è lo stesso, perché la risposta è immediata. No, non è la stessa cosa. È immediata. Cioè, immagina un ragazzo, io mi ricordo quando mi davano da fare le ricerche, che a me piaceva tantissimo, però era un mazzo. Sfogliavi i libri? Era un mazzo. Che hai conosciuto i libri, perché sei talmente giovane che dico, no, ancora mi capita di comprare, a volte per comodità e per averli subito, acquisto il formato digitale, no? Sì. Però perché magari di quel libro mi serve un paragrafo, un capitolo. Però mi piace, no? A me queste cose piacciono ancora. Fa parte ancora di quel contatto umano, chiamiamolo così. Non vorrei che a un certo punto ci mancasse proprio. No. Vabbè, la chiudo con una cosa, perché mi mandi ogni tanto dei loghi, se lo sai benissimo, sì. quando mi fai uscire di testa. Sì. Mi è venuta in mente una cosa: bisognerebbe dire a chi fa produrre il logo all'AI, qualsiasi modello sia, di introdurre un prompt dove è scritto magari sì, però tutto quello che mi tiri fuori va bene, però che sia almeno diciamo compatibile con i dettami di Munari, quindi togli e non aggiungi. Lo puoi fare. Si può fare, ma non lo sanno fare, vedi? Non lo sanno fare. Allora, mi tu ti stai mettono riferendo, purtroppo nel mio lavoro capita sempre più spesso che un cliente arrivi già con l'idea fatta e voglio questo. Guarda che bello che ho fatto! ChatGPT e di fare. Esatto. Okay. Io chiaramente li avviso sempre, poi è una guerra che potresti non poter vincere, quindi a un certo punto te ne accorgi e gli dici va bene, va benissimo. Anche lì il problema è sempre lo stesso: se tu non sai che chiedere, il risultato non lo puoi giudicare, non lo puoi valutare. Se a chiedere la realizzazione, che già non si deve chiedere, si deve chiedere magari un prototipo, un'idea, eccetera, di un logo, di un marchio, se a chiederglielo è un grafico, è un'altra storia.
Oppure il grafico chiede all'AI di dargli qualche spunto, qualche idea, qualche visione, qualche vaneggio, e poi dopo ci lavora su quello, perché quelli che mi hai mandato tu erano anche notevoli, cioè c'aveva qualche idea. Se fosse tolta qualche linea, tolta le sfumature, ripulito, sarebbe stata una figata funzionale. Sì, il problema è che in uno che ti ho mandato adesso non mi piace non diciamo fare, chi, però no, assolutamente, infatti sono generico. era una generazione avvenuta al secondo prompt. Probabile. Il prompt di 2 righe non funziona così, non funziona. capito? Non funziona così. E questo è un qualcosa, mi rendo conto, è difficile da arginare, perché ormai è un comportamento diffusissimo. Sì. Ecco, lì vedo veramente una lotta impari, non si può discutere, perché abbiamo 2 interlocutori, cioè i clienti, chiamiamoli così, che siano imprenditori, quello che è, e i professionisti, che parlano 2 lingue diverse. Già era difficile quando non c'era l'AI far capire tutto quello che c'era dietro lo studio di un marchio, di un brand. Sempre stato difficile. Oh, mamma mia. Però la cosa incredibile è che ce lo pagano il logo. Sì. Capito? È questo che ti sorprende, perché dici ma cavolo, cioè veramente. Allora io sono uno di quelli, magari non sei d'accordo su questa cosa, ma prima il logo era molto più centrale nei progetti. Me l'hai già detta sta cosa. Oggi secondo me ha perso, purtroppo, perché è quello che poi ti costringe dopo 2 anni a fare un rebranding, quindi a realizzare un nuovo logo, magari completamente diverso. Perché? Perché non ci hai messo dentro la visione, non ti sei applicato a farlo. Per applicato nel senso non te lo sei fatto fare. No, però hai detto una cosa, hai detto prima era più centrale, nel senso che dietro il marchio ci poteva essere un mondo che ovviamente poteva essere più finito, più circoscritto. Oggi cambiando tutto in fretta. Il logo secondo me prima anche adesso in alcuni casi, soprattutto ad alti livelli, ti dà anche la visione. Esatto. E cerca di trasmetterla anche al tuo utente, al tuo cliente. E oggi questa cosa purtroppo un po' si è persa. E poi so che sei sensibile su questa cosa qua. Molto. Io questo lo posso raccontare, ma a me è capitato di assistere a dei primi appuntamenti dove arrivavi lì e sbattevi i pugni sul tavolo, cioè facevi piazza pulita su un logo magari che già chiamarlo logo era improprio. Sono diventato molto più morbido, me ne frego proprio. Cosa vuoi tu? Attacco il carro dove dice il padrone, il bue dove dice il padrone. Questa è una cosa che ho imparato anch'io negli anni. L'hai imparata? Sì, l'ho imparata prima di te questa cosa. Lo so, molto prima di me. Forse un po' anche per carattere, ma certe guerre ha senso combatterle, non ha senso combatterle, capito? Quindi a un certo punto. Vabbè, abbiamo parlato solo di lavoro, di queste cose. Io devo partire da un altro argomento. Vamos, dai. Quando sei nato? Che giorno? L'8 giugno abbiamo detto dell'anno 1988. 88. Sì. Cacchio. Sì, e cosa fai? Cosa faccio? Ma guarda, la mia infanzia è stata bella o brutta? Bella. Io onestamente ho quasi nessun ricordo brutto. Cioè devo proprio faticare, ok? Cavolo. No, comunque sono cose di poco conto, nel senso. Ordinaria amministrazione. Sì, i miei genitori lavoravano entrambi. Mio papà ha fatto il muratore, poi ha avuto la sua impresa. Mia mamma da sempre parrucchiera col suo salone. Quando ero molto piccolo il salone di mia mamma era a fianco a casa di mia nonna, quindi stavo molto con mia nonna materna. E quindi tu sei stato con tua nonna? Sì. Anche tua sorella? Hai una sorella, giusto? Sì, da piccola sì, perché c'era lo stesso meccanismo, cioè mia mamma ci doveva portare al lavoro, mia nonna era lì. Ma tu la lasci tua figlia dai nonni? Sì. Okay, no, okay. Nel senso che non sono di quelli che proprio tutti i giorni o la okay. lascio tutto il giorno, no. Perché è giusto che stiano un po' con i nonni. Beh, io non dico che sia giusto, per me è così, ma perché ho, ripeto, necessità di vivere mia figlia. Okay. Mia figlia, non solo la mia compagna, aiutare la mia compagna,
perché diciamoci la verità, queste mamme sono pazzesche. Io quando penso al momento in cui... Del parto? Subito dopo il parto, perché il mamma parto è chiaramente un momento anche un po' di sofferenza, no? Di brutto. Dolore, eccetera, dolore fisico. Io ho guardato loro due che si sono guardati negli occhi, Ma che meraviglia! e io lì ho realizzato, ho detto, ho visto la mia compagna che è diventata mamma, cioè è Un così, click. pazzesco, Switch. mamma delle migliori, cioè chiaramente Vabbè, di parte, la mamma però. di mia figlia, quindi figurati. No, però ho capito cosa vuoi dire. Ed guarda, è stato veramente, se ci penso ancora mi emoziona, perché è stato quel momento, l'ho proprio fissato, ho fatto una foto lì, senza cellulare. Ce l'ho proprio qui. Bravo. Sì, comunque tornando a noi, giocavo in strada con i miei amici, molti dei quali, quasi tutti sono amici attuali. Ancora? Che abbiamo avuto i figli insieme nello Che stesso momento, cioè, meraviglia. bellissimo. Quindi amici da 30 anni. Sì, Anche sì, più, sì, che sì. figata. Sì, con cui non ci Pensa siamo fra 20 praticamente... anni da 50. Esatto. Mamma mia. Ma poi facciamo, cioè proprio stiamo molto insieme. Quindi... Cioè amici di giochi proprio. Sì. Che bello, sì. che bello, che bello. E ancora che bello. amici di giochi, perché c'è quello con Da cui gioca a padel, padel, esatto, ovviamente. no? Lui è un grande appassionato di padel, è anche molto bravo. No, bravo no. No, sei bravo, assolutamente sei no. bravo. Anche perché, vabbè. Comunque, Vabbè, dopo che scuola hai fatto, quindi, vabbè, elementari, medie, ok. allora io ho poi fatto, sì. Cosa scegli? Allora, quando stavo finendo le medie, dico, voglio fare... ai miei genitori dico, voglio andare al Besta, perché c'era l'indirizzo grafico. Ah, ok. Quindi io avevo già in mente. Ce l'avevi quello. già, ma disegnavi? No, perché avevo mio nonno a 14 anni, mio nonno materno, faceva scegliere a tutti i nipoti lo scooter. Ma stai scherzando? A tutti i nipoti, tutti. Io, a 14 anni ovviamente non potevo guidarlo, però nello stesso periodo l'altro mio cugino, quello che veniva subito prima di me, faceva 16 anni, quindi era il momento di poter avere lo scooter da mio nonno. Ok. Io dico, no, io non voglio lo scooter, io voglio il computer. Il computer che costava quanto uno scooter. Lo so, costava un botto. Che 97 o 98. E lui ci è rimasto E male. ancora non era molto diffuso, cioè nelle case come No. utilizzatore, soprattutto per un bimbo, no? O adolescente. Ma perché? Da dove viene questa idea di avere il computer? Dove l'hai visto? Guarda, io dove i primi ricordi che sei vedevo queste ispirato? riviste dove ci facevano vedere queste cose. Ah, riviste? Sì, questi computer, era un po' ancora tutto così e c'erano anche i primi videogiochi. Ah, Quindi ok. penso che il mio pensiero a quell'età più che altro fosse quello, poter giocare a FIFA 97, FIFA 98, insomma, non mi ricordo. Non con la PlayStation, c'era già la PlayStation però. Che anno era? Scusa? 97 non mi ricordo. Come no? Non mi ricordo. PlayStation 2 c'era già. Vabbè, Io non l'ho mai avuto, l'ho avuto da grande, me ne sono comprati io il PlayStation. eccola lì. Perché i miei non erano molto d'accordo su questo. Volevi il computer per giocarci anche, ma anche farci altre cose. Sì, ma in realtà mi sono appassionato cioè forse già dopo un mese l'avevo smontato per montarci altre robe. Eccolo lì. Sì. Però lì ero molto, non tanto dal giocarci al video, poi ci ho sempre giocato, cioè sino a poco tempo Usarlo. fa. No, mi piaceva proprio il funzionamento, poi non lo so, la funzionalità, poi è arrivato il modem a 56k, quindi però la cosa principale era come sono fatti questi videogiochi, cioè questa grafica, così. Quindi vengo a sapere del Best e dico voglio andare lì. Risposta di mio padre, questa me la ricorderò sempre, è una scuola Pomandronisi. No. Sì. Ma è un artistico anche quello, cos'era? No, è un professionale? non so se sta ancora a di Monserrato. Professionale. Ok, Industriale. indirizzo grafico. Sì, e c'è l'indirizzo grafico. E quindi niente, Pomandronisi. costretto a fare lo scientifico. No, ti hanno fatto fare lo scientifico. E per me lì è stata tosta. Sofferenza. Ma non tosta perché ho sofferto, è perché non facevo nulla. Cioè a me piaceva storia, geografia, lasciamo perdere educazione fisica chiaramente, perché poi ho sempre fatto sport, a casa si praticava sport, però le altre cose, le materie scientifiche ad esempio, cioè per me
Erano difficili. No, non riuscivo a... hanno speso i miei genitori un sacco di soldi in ripetizione, No. ma non era il mio, cioè proprio non... Rimandato. Sì, però poi me la cavavo sempre, eccetera. Ma fuori sono arrivato all'esame di maturità che avevo 4 di media. Mamma mia, una fatica, insomma. Sì, insomma, non... Poi... E cosa succede? Ti sei diplomato? Ce l'hai Sì, fatta? ce l'ho fatta proprio col minimo... Il minimo sindacale. L'anno dopo poi tanto 36, cambiavano le cos'è? cose, quindi non sarei mai riuscito a essere promosso, perché se non potevi avere debiti, adesso non mi ricordo. C'erano i debiti, allora. Esatto. Allora dico ai miei, mi chiedono, cosa vuoi fare? Io voglio fare quello, cioè il mio pensiero è ancora fare Grafica. Quindi viene fuori lo IED a Roma. I miei andavano spesso a Roma, cioè sono una loro città, vabbè, Roma è bellissima, tranne quando ci vivi. Che colpi lì. Con Quando, la cintura. quando ci vivi, che diventa un po' invivibile. Propongo lo IED e vado allo IED. In quel periodo non c'era Cagliari, lo IED. Era sospeso. in quel Era periodo. sospeso. Ah, è vero. Quindi vado lì e faccio un corso, una triennale, si chiamava Digital Design. Un sacco di soldi anche lì. Un botto di soldi. Poveracci, però erano felici come penso lo sarò io anzi sono sicuro se lo sarò io, stai investendo sui tuoi figli alla fine, quindi è giusto così. Lo IED, parliamoci chiaro, è una scuola dove se sei interessato ti dà un sacco di input, non ti prepara, Non devi essere un secondo me. parcheggiato. Ti dà gli input per prepararti. Però poi ho conosciuto un sacco di persone, docenti splendidi perché sono professionisti, e devo dire che è stata una bellissima esperienza. Sono andato lì a vivere da solo, sai che comunque a 18 anni, magari per i miei genitori Ma con non l'idea hai fatto lo IED quando stavi per finire, quanto dura? 4 anni, 5 anni? Quanto dura? era... 3 anni. Ah, 3 anni. anni, sì. Avevi già un'idea di cosa avresti fatto dopo? Allora, il O mio durante? corso, ti dico la verità, noi ci siamo conosciuti così tra l'altro, il mio corso, la parte principale era sul video. Mi ricordo, Ok. il video... Noi ci siamo conosciuti così. Mi ricordo anche qual è cosa? stata la tua risposta quando Dai, hai visto i miei smettila. lavori. Mi hai detto sì, bellissimo, ma qui tanto non si possono vendere queste cose. Non me lo dimenticherò mai. Noi ci siamo conosciuti subito dopo la fine dello IED, tra l'altro. Eri Sono tornato appena in uscito, Sardegna, sì. vero? Ci siamo conosciuti allo IED a Cagliari, se non sbaglio. Sì. Mi ricordo La prima io. presentazione, sì, poi ci siamo sentiti dopo. Mi hai detto sì, mandami il curriculum. Invece è stata la conoscenza più bella della mia E vita. invece tu avevi ancora la squadra al completo, Già. e alla fine sono rimasto quasi solo, e poi nel tempo ci siamo ripresi con tutte le Vicissitudini. Non ne parliamo. Tempo andato. Prima o poi dovrei fare una puntata dove Devo raccontare tutto. Sì, E come la faccio sta puntata? O mi aiuti tu? Ti aiuto io, guarda. Mi aiuti? Sì, Ok. Facciamo una puntata di memoria, Esatto. di storia. Però aspetta, mo ti fermo un secondo. A quanti anni hai avuto lì? A Roma, quando stavo allo IED, Sì. era nel 2006, quindi dai 18 ai 21 più o meno. Ok. Sì. Perché sto facendo una domanda a tutti, mo Sì. te la faccio subito. Sì. 7, 14, 21 possono rappresentare delle pietre miliari per te? Ah, 21 sicuramente. Che c'è la fine dello IED. Sì. Sei passato dal mondo dello studio al mondo del lavoro. Sì, allora in realtà sì, perché sai, 7 anni per me è un po' uscire dal guscio e andare a scuola, no? Io non ho fatto l'asilo. Non l'hai Non ho fatto. fatto l'asilo. Sei rimasto a casa di tua nonna? Mia mamma ci ha tentato per 10 giorni, ogni volta per andarci chiedevo un regalo, si è rotta il cazzo e ho detto vabbè. Ma stai scherzando? Sì. Non ci volevi andare? No. Ma perché eri molto mammone? Non lo so, ma io sono timido in realtà, cioè Sei? sono molto timido. Sì, certo. Non riservato, timido, perché Timido. poi anche una volta rotto il ghiaccio sono abbastanza espansivo. Però proprio non... Poi io mi ricordo le suore, ok? Ah, pensavi di andare lì? Eh? Pensavi che saresti andato No, lì? no, io andavo,
l'asilo gestito da suore. Ma l'hai fatto l'asilo allora? Mi ha portato 10 volte, ma al 10 decimo, volte! dopo Io 100 euro che avrà speso. Pensavo che ti disse 10 volte, devi andare all'asilo, no, non ci vado se mi fai un regalo. Ah no, ti No, ma lo portava faceva. 10 regali, Sì. costato un botto. Poi alla fine Basta. ha capito che non... Quindi non era dalle per suore, me. no? Cioè, Tornando indietro, con tutto il chiaramente, rispetto, sono assolutamente pentito da questa cosa. beh sì, sarebbe Così stato come molto sono pentito utile. magari di non aver studiato un po' di più alle superiori, però poi ognuno trova la sua strada e non perdersi. Infatti voglio passare a un punto nodale, perché lì non ne abbiamo mai parlato. Sì. Vabbè, velocemente, quindi tu fai lo IED, torni a Cagliari, ti Sì. butti a L'idea cercare iniziale era lavoro. di stare a Roma a lavorare, avevo anche dei contatti già. Invece? E invece poi sono un po' di avvenimenti così e ho deciso di tornare qua. Di tornare. Sì. Torni, cerchi lavoro qua, nel settore grafico in generale, anche se ti sei presentato da un punto di vista videomaker. Sì. E poi questa cosa non è andata, non è che non è andata tanto bene. No, è Potevi rimasta fare più una tutto. passione in realtà Sì. quella. E poi nell'ultimo anno dello IED ho conosciuto un docente, Luca. Docente di video? No, di web. Ecco, esatto. E Quelli lì che ho detto, cavolo, è una cosa... Mi piaceva la possibilità di governare attraverso siti. del codice, di creare. Ok. E in realtà sono partito subito. Perché a un certo punto tu hai virato e hai detto mi appassiona questo. I corsi lì sono molto pratici, Ok. molto poco teorici, molto pratici. Quindi se trovi quello che veramente ti appassiona è facile partire, però devi partire da solo. Cioè loro ti danno i micro delle informazioni, anche poi molto basta. interessanti, però poi tu devi approfondire. E quindi sì, da lì ho iniziato a fare quel lavoro, che è quello che non lo cambierei per nulla al mondo. Ti piace ancora Sì, tanto? semplicemente si è evoluto, si evolve. Cambiato. Prima ogni paio d'anni, adesso ogni Ogni mese. giorno. Sì, È un culo pazzesco. Sì. Ascolta, e quindi, vabbè, poi lo sappiamo, ti sei messo in proprio, hai aperto partita Io IVA. ho aperto subito la partita IVA perché Subito. non c'erano cazzi. Allora ho detto, vabbè, io devo aspettare di trovare quello che Non hai mai fatto un lavoro dipendente, vero? No, anche se i primi anni era un lavoro da dipendente in realtà. Io ho fatto tutto un percorso di 5-6 aziende nei primi 8 anni. 10-8 anni, Sì. 12 anni. Quindi Quindi l'hai provata comunque, sì, anche se era ibrida. però dove in verità ho imparato molto proprio su quello che si deve fare in azienda, quello che non si deve fare ho imparato anche vedendo persone con cui facevano magari delle cose con cui non ero d'accordo, o degli atteggiamenti magari con le altre persone, le relazioni. Coi clienti, Ma ringrazio intendi? tutti, Con i clienti anche, il gestire i con i clienti. clienti, ma anche con i colleghi, con i dipendenti, fino a che poi 4 anni fa abbiamo aperto la società con i miei attuali soci ed è un po' era il mio sogno. Io sono stato in agenzie anche grandi, cioè con tante persone. È molto difficile, perché se a un certo punto non fai un salto acquisendo dei clienti molto importanti, con dei contratti importanti, ci sono dei costi di gestione, soprattutto del personale, perché sono tutti professionisti. E invece con i miei 2 soci attuali abbiamo trovato la formula perfetta, perché siamo tutti e 3 specializzati in micro settori del web. Lavoriamo per la maggior parte delle volte ai nostri clienti. Ai nostri clienti servono tutti e 3 le professionalità. Siamo molto liberi, non ci gestiamo noi il lavoro, poche riunioni. Ma se sono 3 aziende separate, ognuna col proprio... No, dal punto di vista proprio di libertà, di tranquillità. Sì. Non c'è un capo e... No. Non Abbiamo è tutti delle caratteristiche gerarchica. diverse, molto diverse in alcuni casi, questo secondo me aiuta, però siamo molto in grado, molto bravi a rispettare le caratteristiche e le peculiarità degli altri. Bello. E ci aiuta a stare insieme questo. Poi magari non ci vediamo tutti i giorni a cena, ecco, con i miei soci, però... Ma vedete già molto per lavorare. No, parte ma avanti. sì, ma poi va bene così, insomma. Bene, va bene Sono così. persone a cui comunque, oltre alla stima che ho per loro, a cui voglio veramente bene, che conosco le famiglie, eccetera.
E quindi niente, questo è un po' il percorso, questi 4 anni è un po' secondo me la sintesi di tutto il mio percorso, tra errori, prove, persone incontrate, insomma. Però io prima ho detto ringrazio sempre tutti, nel senso che hai imparato proprio da sì, tutti. Da tutte le situazioni ti porti dietro qualcosa. È il modo più facile per progredire, è provare, incontrare persone, anche persone che non ci piacciono, che fanno cose diverse da quello che noi magari soltanto potremmo pensare. Sei cambiato da quando sei babbo? Sono cambiato, non credo in realtà, cioè mi immaginavo così. Sì, nel senso io con i miei affetti sono molto affettuoso, molto premuroso, in realtà lo so, cioè sono con Beatrice, con la mia compagna. Ovviamente con la mia compagna mamma mia, ci sono dei momenti no, dove entrambi abbiamo magari situazioni di nervosismo, di stress diverse rispetto a prima. Vabbè, però cambia devo il dire menage familiare, che siamo da bravissimi, soprattutto lei, siamo bravissimi a gestire tutto. L'importante è parlarne sempre, sì, siamo molto aperti, perché comunque il cambiamento è, hai detto prima, lei è diventata mamma, quindi sì. dal punto di vista anche psicologico cambi, dal punto di vista comportamentale pure, cambiano tutto, gli ormoni, cambia tutto. Sì, Poi bisogna anche capire le situazioni, cioè lei capisce molto, magari lei è una dipendente, fa la dipendente. Lei capisce tantissimo, magari a volte che ho delle necessità lavorative, quindi sai, a volte mi capita di lavorare dopo cena, che non è una cosa bellissima. ma ti capisce? Però mi capisce. Bello. Ed è importante non sentirsi magari... Ma eravate in sintonia già da prima che nascesse Beatrice, cioè avevate comunque un menage dove tu me lo raccontavi, io sono un professionista, quindi se devo lavorare la notte devo lavorare Sì, la però notte. sai, poi è un momento un po' particolare dove cambiano un po' tutte le carte. Sì, no? sparigli completamente. Quindi siamo stati bravi secondo me... Bravi. Siamo bravi perché è ancora un processo, no? Stai zitto, ormai sei diventato padre. Una cosa che ho detto da poco, non mi ricordo a chi. Quando diventi padre, sei padre tutta la vita, cioè tu avrai sempre dei figli, che siano grandi, che siano emancipati, che abbiano una famiglia loro, sarai sempre loro padre. Ecco, una cosa su cui sono cambiato è il senso di responsabilità. Completamente diverso. Completamente diverso. Nel senso che tutto ciò che fai lo fai in funzione, pensando anche alla bambina, alla famiglia in realtà. Perché poi è una ma in particolare alla tua figlia. Sì, cioè sai che devi marciare al lavoro perché c'è lei. Cosa vuol dire senso di responsabilità? Ma è difficile da descrivere, ma è un qualcosa che senti dentro, cioè è come se tu fossi sempre sull'attenti, che ne so, al lavoro, nella gestione anche dei modi di fare a casa. No, aspetta, a livello oggettivo, no? Cioè, ok. Cosa vuol dire? Per esempio, spesso io lo sento dai politici, che sono una categoria che è insopportabile. Quando succede qualche cosa, dichiarano colui o colei dovrà assumersi la responsabilità del suo atto. Ma che vuol dire in romanesco? Che vuol dire? Ma io per semplicità direi... Cioè, cosa dovrebbe voler dire? È la capacità di accollarsi i cazzi ok? È questo in che modo? Esatto, ma in che modo? Agendo, facendo delle azioni preparatrici e soprattutto non nascondendosi dietro altre persone. Io questo ce l'ho. Però tu quando dici che ti assumi la responsabilità delle cose in funzione di tua figlia o tua famiglia, quando fai anche cosa intendi a questo punto? No, è una sensazione che tu hai in continuazione, nel senso, se vedi che il fatturato in azienda cala un pochino, vai subito a correre ai ripari, come se stessi per morire di fame, insomma. Perché se sei da solo dici mi arrangio. Ma sì, è una stupidata, ok, questa cosa qua. Però è chiaro hai aumentato il livello di attenzione. La soglia di attenzione. Ok, è vero. Ci sta. Perché chiaramente, questo bisogna dirlo a chi sta per diventare, o chi pensa di diventare, anche economicamente cambia. Minchia se cambia. Un figlio costa. Lo sai quanti, avevo fatto un calcolo, sai quanti pannolini consuma tua figlia? Ce l'ha ancora i pannolini? Sì. Ok. Ho fatto un calcolo di quanti pannolini ho buttato nei rifiuti. Spara.
No, non saprei dirti. Più o Perché meno. Beatrice ne È un utilizza- altro. Questo è proprio Più o meno, livello hard. Più o meno. Ma lei ad esempio ne utilizza 4-5 al giorno. Che non sono tanti, lo sai. No, cioè, figli dei miei amici che ne usano 8 al giorno. Eccolo lì, Soprattutto quando sono molto piccoli. Sì, sì. Ma infatti in media, poi vabbè. Comunque Vabbè, 3600. ma guarda, ti faccio un esempio. 3600 Pannolini in tutta la vita. Non all'anno. sperando di non doverli Bravo. riutilizzare in vecchiaia. Tra l'altro. Stai zitto, Dio mio. Sì, Prostata sì, mia. sì. Per favore, non fregarmi. Fare una puntata con un urologo, Con magari. l'urologo, esatto. Facciamo la puntata con l'urologo. Fino adesso prostatite non ne abbiamo trovati di soggetti con prostatite. Vabbè, 3600 pannolini, quindi costa un botto avere un figlio, solo per Assolutamente. quello. Sì, No, sì, sì. c'è No, tutto il no, resto. no. Ma guarda, l'esempio, ovviamente ci rido su queste cose, perché poi fa parte del pacchetto, non è che Certo. non ti devi neanche lamentare. No. Io faccio un po' di ironia su queste cose. Beh, ora vai in ristorante, chiaramente lei devi prendere qualcosa per lei, che è un qualcosa che lei non ti ha chiesto, ma tu ipotizzi che lei voglia la pasta al sugo. Ma ne prendi 2 cucchiai e la molla. Nel giorno buono te la mangia tutta. Davvero? Nel giorno cattivo non ne mangia nulla, tu la devi pagare. Eravamo a Firenze questo weekend, è capitato un paio di volte, è così. Ma questa è una goccia Assolutamente nel no, mare sono dei piccoli delle esempi, spese. però l'asilo, L'asilo. Mamma mia. non voglio dirlo quanto costa, ma fa veramente impressione, Non dirlo. fa veramente impressione. Fa impressione Sì, quello. Tutto. Cioè, poi quando nasce devi E più- organizzarti, a parte camerette, Ah, cullette, seggiolini. Allora, questa è la cosa più folle, infatti bisogna lanciare assolutamente un appello a chi sta A per chi? diventare genitore. Cosa non deve fare? No, e tu vai lì a fare la lista nascita. Ma fai la lista nozze. La lista nascita. Lista nascita si nozze. chiama, dove tu vai in Lista negozio nascita. per bimbi e metti in questa lista dal passeggino alle cose più piccole, no? Mhm. Per la casa. Loro ovviamente devono vendere, quindi si fanno mettere tutto. Poi tu dai questa lista a chi chiede di fare un pensiero, e quindi possono attingere da lì e prendere un qualcosa. Mhm. Il 70% di tutte queste cose sono inutili, completamente inutili. Mia figlia ad esempio non ha mai usato la Next to Me, che è un lettino che si appoggia al letto, una culletta piccola. Vabbè, culla e lì Dorme da sola? sì, dorme da sola in mezzo a noi nel letto. No, Sì. Ciccio, Sì, non sì, farmi questo. sì. E per quanto tempo ancora? Vorrei saperlo anch'io. No, posso consigliare, Sara, non arrabbiarti. Dobbiamo iniziare Noi non ci conosciamo, mi sta già odiando sicuramente. Però non fate questo errore, vi prego, non fate questo. Non posso dire nulla, ma so. Se vuoi puoi venire durante la notte A toglierla. la nostra, a metterla in continuazione nella culla. Non è così. No. Vabbè, ne parliamo. No, comunque a microfoni no, spenti. assolutamente bisogna impegnarsi a questa cosa qua, perché Sì, per ve una lo serie di consiglio motivi, no? vivamente. Anche perché poi tutti mi dicono non te la togli più. Non te la togli Quindi più. io già mi immagino questa a 40 anni ancora in mezzo a A noi. 40 ti porti fidanzato in 4 a letto. Vabbè, chiudiamo l'argomento. Quindi costa un botto. Sei cambiato o non sei cambiato? Ma rimarrà figlia unica? No, allora, come ti ho detto prima, Così rimane figlia unica. ho appena trovato un nuovo equilibrio, no? Cioè? Dopo che è nata avevo una difficoltà a trovare un equilibrio col lavoro, eccetera, eccetera. Ah, e quindi hai paura di rirovinarlo? No, adesso mi voglio riposare un attimino. Ti vuoi riposare? Sì. Col secondo ti riposi, te lo assicuro. Quindi Non- all'inizio non- lo escludevo A priori. a priori. Invece- Beatrice è stata molto impegnativa perché dormiva pochissimo Ti ha fatto all'inizio. un po' impazzire all'inizio, è vero? No, non lo escludo, vediamo nel prossimo anno, nel mezzo, Ok. vediamo un attimino. Tanto ti assicuro che il primo è denso di attenzioni, di pensieri. Beh, l'esperienza penso possa Ah, aiutarmi. aiuta moltissimo. Il secondo, quasi potrebbe capitare che non te ne dimentichi anche che ce l'hai. No. Io lo dimentichi in macchina, però poco ci manca. Sarà sicuramente più Vuole. predisposta rispetto Vuole il secondo figlio? a me, sì. Però, ripeto,
non mi sento di dire assolutamente no, mai, eccetera. No, mai, ok. No. Mai dire mai. No, 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 no. Siamo quasi in conclusione, Ciccino. Ok. Abbiamo la domanda che faccio a tutti, tanto tu ne hai visto altre. Se ti sei preparato, ti frego perché ho la lista. Assolutamente. Ah, questa è la lista? No, a come Ma scusami, questa è la lista di tutti gli a come. Di che tutti gli altri. hanno già... Sì, non puoi bruciate queste 54 parole. Ok. Perché poi possono essere parole, aggettivi, verbi, qualsiasi cosa. E consta che ci sono 3700 parole con la A o 5002, non mi ricordo sul vocabolario. Quindi porca miseria. Vabbè, io Una provo tua. a salvarmi, no? Dai. Visto che ne abbiamo parlato ampiamente, visto che è un momento storico importante, A come AI? Hai No? artificial intelligence in inglese, vabbè, Sì. te la concedo. È come lo titolo io, come hai? Pensa a livello grafico, non mi rompere i coglioni. Non sono cazzi miei. No, allora se sono cazzi miei, cambia parola. Il problema è che adesso... Perché non è sono intelligenza entrata- artificiale, è artificial intelligence. Sì, però è entrato nell'uso comune. Metto a come hai, vabbè. Sì, dai, è entrato Fanculo. comune. Dai, Ok, te concedimi. lo concedo che sei tu. Ma ti piace l'AI? O ti fa paura? Torniamo al No, la discorso di vedo prima. come un mezzo. E diventerà come... uno strumento che se si impara a governarlo bene è un qualcosa di utile, come altre cose che sono arrivate all'improvviso nella storia. L'importante è applicarsi, studiarci. Io dico sempre, io cerco di dedicare almeno 2 ore al giorno allo studio. Beh, tu sì, tu chiunque faccia un Sì, lavoro sì, come il sì, tuo deve sì. studiare continuamente. Un po' per il lavoro che ho sempre fatto sono abituato ai cambiamenti molto Ma l'AI è la stessa cosa di internet, del web, dei social, cioè che la gente lo deve conoscere per presidiarlo, oppure qualcuno può dire a me non me ne frega nulla, non lo imparo, non mi interessa. Allora, il problema è che chi pensa che io non la uso perché non mi interessa ce l'ha nel cellulare. Non lo so, non lo sa, Ok. non lo sa. Ce l'aveva da prima quando telefonava e sentiva i chatbot che rispondevano, quando scriveva su WhatsApp o nei messaggi, c'è già da molto tempo. Ora c'è in tutto. Io tenderei, ecco, magari non lo consiglierei a una persona di 80 anni che magari non ha voglia proprio, dico vabbè, ne puoi fare assolutamente a meno. Ricordiamoci che ci sono persone in Italia che Bravissimo. non sanno usare il computer ancora, no? Lo so, Che, ci sono eh, alfabeti funzionali. ci sono delle persone che ne possono fare a meno. Io conosco delle persone che non hanno un cellulare. Chi? Perché, Zero? guarda, ne conosco più di una. Non hanno un cellulare Wow. perché non è necessario. Mio padre ce l'ha il cellulare, ad esempio. Ce l'ha? Ma ci Mio padre avrà ha fatto 70 anni anche lui il 30 Bellino maggio. tuo padre, ma ha un cellulare No, normale? un cellulare, uno smartphone, ok? Ma per lui è uno strumento. Esageratamente. A lui serve il telefono, se potesse girare con la cornetta. Poi adesso ultimamente si guarda qualche notizia, si legge magari qualcosa sai, l'ha la imparata. Gazzetta, il Corriere, e quindi sta piano piano. Però all'inizio lui aveva un terrore fottuto di quel classico banner che ti appare, devi premere X e basta. Cioè, Casino. ha lanciato il telefono. Cosa devo fare con sì, quello? sì, Satana è entrato nel mio telefono. No, è un banner, Satana. un pop-up. Che brutto, mamma mia. Però magari a lui, ecco, lui dico una persona come mio padre, posso dire guarda che se vai a Roma e fai la visita da qualche parte, magari hai ti molta sei dimenticato utilità, di prendere l'audioguida, che è sempre meglio, fai la foto da ChatGPT e ChatGPT, se lo ricordare, ti spiega cos'è Che quello, figata. senza che tu debba fare cimprarti a fare Esatto. chissà che. questo è un Sì, esempio. non ci avevo mica pensato a questa cosa, vedi? Guarda, io ho fatto così A Firenze? a Firenze, sono Funziona? entrato alla cattedrale, alla chiesa di Santa Croce, che è quella dove è sepolto Michelangelo, Sì, per sì, intenderci, sì, sì. Machiavelli, siamo in via Machiavelli. Siamo in via Machiavelli. Esatto. E ho fatto così, E funziona bene. benissimo. Che figata. Decidi il livello anche di profondità delle informazioni, delle curiosità. No, nel senso che è veramente per tutti. Facciamo che ci diamo appuntamento fra 6 mesi, dai.
Non noi, 6 mesi, ok. No, per questi cambiamenti, perché tanto ci sarà qualche cambiamento. Salutiamo. È il mio socio. Era il suo socio Sì, che sì, passava. Io saluto tutti quando faccio questa cosa. No, fra 6 mesi qualche aggiornamento, perché se abbiamo detto che la velocità è talmente alta, così Va alta, bene. dobbiamo darci un appuntamento. Oppure ci vediamo prima per la tua puntata. Può darsi, Ah, ok. non lo escludo, ne dobbiamo parlare, ne No, parliamo ne bene. parliamo in separata sede. Grazie Jimmy, Grazie a te Francia, è stato un piacere. e grazie a voi. Ciao a tutti.